Ci troviamo qui alla sede del Parco Letterario, vediamo come verrà il nuovo teatro Luigi Pirandello nel Cerchio del Caos. Con una piantina fattivamente ci illustri quali saranno le nuove strutture. Sì, le strutture saranno articolate, e sarò breve, in la ristrutturazione del palco all'interno della sala teatro, le nuove poltrone, i camerini per gli attori, il servizio di ripresa di video per la trasmissione, il foyer del teatro con la biglietteria interna e il servizio bar, poi ci sarà il servizio ristoro esterno e servirà questo ristoro sia per gli attori sia per i turisti, cioè gli avventori, e prevederà anche delle possibilità di poter ristorarsi all'esterno con degli ombrelloni eccetera, un'area giochi per bambini, la possibilità, realizzazione della chiusura, nel senso la copertura si dice della zona di fronte adiacente ad ovest, quindi guardando il mare, e i famosi tramonti di Pirandello con una vetrata antiproiettile e strutturalmente già presentata e già scelta per cercare di salvaguardare il foyer del teatro nuovo, sala teatro Luigi Pirandello. Il finanziamento però sarà vincolato ad una postilla particolare, ecco quale? Ma molti finanziamenti regionali, compreso questo, si chiamano contributi. Infatti questi contributi arriveranno, speriamo tutti sicuramente, però arriveranno secondo la presentazione dei vari SAL. I SAL sono i servizi a tempistica, ma soprattutto a somme di denaro che abbiamo già investito. Ogni 50.000 euro ci sarà un SAL, quindi il primo SAL necessita la presenza nelle tasche nei fondi dell'ente gestore, che è il beneficiario, di 50.000 euro. Speriamo in un intervento del Comune, che è il nostro partner privilegiato, col quale purtroppo abbiamo un credito molto esoso, che è inutile dire perché tanto per ora è messo di lato, anche se c'è la sentenza TAR, e quindi noi ci godiamo di questa sentenza TAR che ha sconvolto l'altro giorno il segretario comunale di Agrigento. Non era al corrente di questo problema e speriamo che lo possa risolvere, perché, come aveva detto l'assessore Di Mauro quando era alla provincia, caro Barone, queste cose vanno risolte non politicamente, ma vanno risolte dal punto di vista giudiziario. Ora che però abbiamo la sentenza, onorevole assessore presidente, dobbiamo risolverlo anche per il comune, perché non sei più alla provincia ma sei al comune, e speriamo di poterlo risolvere, perché questi soldi ci servono per fare gli investimenti non solo del finanziamento regionale che abbiamo ottenuto e che quindi è pronto e dobbiamo iniziare i lavori entro il 10 di aprile, ma anche per le altre attività che voi conoscete, che sono i vari caffè letterari che si trovano ad Agrigento, che il sindaco conosce e che sono pronti per essere avviati e dare posti di lavoro, perché l'obiettivo del parco letterario non è solo di fare la città teatro e quindi far venire i turisti, ma fare posti di lavoro per i servizi di accoglienza